L'ospedale Sant'Antonio di Padova è l'unico del Veneto che parteciperà alla sperimentazione del metodo Zamboni, una speranza per i malati di sclerosi multipla, una malattia che colpisce le cellule nervose provocando una progressiva paralisi. All'interno di questa rigorosa ricerca, 30 pazienti si sottoporranno ad una angioplastica per liberare le occlusioni delle vene della testa e del torace. Il medico ferrarese che l'ha sperimentata, Paolo Zamboni, ha riscontrato notevoli miglioramenti nei pazienti che si sono sottoposti a questo piccolo intervento, ma la comunità scientifica è divisa, soprattutto sul fronte dei neurologi. Questa ricerca darà una risposta scientifica alle ipotesi di Zamboni e a Padova sarà coordinata da Giampiero Avruscio. C'è una selezione molto rigorosa dal punto di vista scientifico che prevede dei criteri di inclusione e dei criteri di esclusione. Uno dei criteri di inclusione è che i pazienti devono essere già conosciuti dal neurologo di riferimento dello studio da almeno 2 anni. L'ipotesi è quella che attraverso un'angioplastica, cioè un catetere con il palloncino che possa dilatare le vene che sono ostruite, stenosate, si possa ripristinare il flusso di sangue e quindi dare una risposta positiva e dare un miglioramento. Molti pazienti però stanno facendo dei viaggi della speranza nel tentativo di provare comunque questa strada, lei la consiglierebbe? L'unico modo certo, garantito e anche gratuito è quello di entrare nelle sperimentazioni scientifiche. Qualunque altra cosa non si può misurare, non si può prendere in considerazione e quindi io non consiglio assolutamente di andare in giro per il mondo a farsi, tra virgolette, liberare, come dicono i pazienti, ma queste cose vanno fatte all'interno di studi controllati, scientifici, come quello Brave Dreams che noi stiamo cercando di attuare. Quanto tempo ci vorrà per ottenere delle risposte? Almeno un anno e mezzo, se non 2 anni.